Per non parlare poi della Scozia, perché sua moglie discende Sì, bravo, tutto un dagli scozzesi. Ma il miscuglio suo di... cuore dov'è? Ma guardi, il mio cuore prima di tutto è in Spagna, nella mia terra dove sono nato, che è le Isole Canarie, anche perché mia mamma era delle Isole Canarie. Però diciamo che dal punto di vista della carriera, io sono italiano, mi sento italiano perché io ho fatto i miei debutti qua e ho girato il mondo come un artista italiano. Qui ho studiato, qui ho imparato a cantare, ho imparato il repertorio, insomma ho cantato in praticamente tutti i teatri d'Italia, per cui dal punto di vista della carriera mi sento un figlio dell'Italia, senz'altro. I suoi 4 figli sono nati A in Milano, Italia. sono nati a Milano. A Milano, 18 debutti a Firenze, mi pare, no? Addirittura, penso che sia il teatro dove più debutti ho fatto e tutto sommato dove più numero di recite ho fatto di tutto il mondo. Comunque noi l'aspettiamo anche a Milano, questo fra Sì, parentesi. certo, certo, grazie. Parlando di sua moglie, nella sua biografia sempre, dice testualmente Giovanni Vitali che la moglie di un cantante ha una vita particolare, sempre in funzione di ciò che fa il marito. E così? E perché? Beh, perché di solito, normalmente, ma in questo caso posso assicurarlo, mia moglie mi ha sempre seguito, è sempre stata con me, i viaggi, i lunghi viaggi, i viaggi meno lunghi. Siamo stati sempre uniti, lei naturalmente ha avuto la pazienza, non so, di accompagnare un artista, di subirne i momenti di euforia, i momenti di, non dico tristezza, ma i momenti di scoramento, sì, di delusione qualche volta. sì, di delusioni, le amarezze, le gioie. E le gioie, le grandi Sì, gioie, le grandi i successi. gioie. Devo dire che nel mio caso sono state più le gioie che i momenti meno simpatici. Però, insomma, per una donna che si realizza o che si dovrebbe realizzare in ad un altro livello, non so, la casa, la famiglia, i figli, è un grande merito sacrificare tutto quello per accompagnare il marito, per essere sempre, vivere in funzione di. So. Vita dura per le mogli. È dura, sì, sì, ma lei è stata bravissima veramente. Mercedes Leopard, si pronuncia così, è l'insegnante a cui lei deve di più, o quasi sì, tutto, sì, molto sì. insomma. Molto, Perché? molto. Perché io avevo iniziato a studiare prima a Barcellona con una maestra russa che scientificamente mi ha dato dei consigli per me molto importanti. E poi ho trovato un maestro per 6 mesi quando facevo le pratiche come ufficiale dell'esercito in Spagna. Sono stato destinato a Valencia e lì ho conosciuto questo maestro, Andrés, che mi ha proprio aperto un mondo nuovo. E pensa un po' a combinazione, ho scoperto che le due tecniche, quelle della Leopard e quella del maestro Andrés, erano le stesse. Che poi dovrebbe essere una Incredibile. la tecnica di base. Difatti quello mi ha dato, dico, allora siamo nel giusto. Quando ho trovato a tanti chilometri di distanza due persone che non si conoscevano, che una aveva studiato in un modo, l'altra aveva studiato in un modo, in un ambiente e l'altro in un altro ambiente completamente diverso, ho detto ma allora qui c'è un'affinità che vuol dire che tutti e due sono in possesso della verità. Ma la Leopard cosa le ha dato? Qual era la marcia in più della Leopard? Ma era praticamente la stessa del maestro Andrés, se non che ho avuto più tempo di rassicurare le idee che erano incominciate in quell'altro e sono andate a finire nella maestra Leopard. Per cui ero felicissimo di aver trovato quella continuità, perché io mi sono trovato molto bene con il maestro Andrés, di trovare questa continuità con le idee ancora più chiare, perché sono incominciato anch'io a capire di più il sistema e non è facile capire. Lo strumento più difficile che esiste è proprio la voce. Perché? Perché siamo noi stessi e siamo sempre a lavorare con uno strumento che praticamente non esiste. Cos'è lo strumento umano? Non si sente, perché lo sentiamo sbagliatamente, con una specie di miscuglio tra suono esterno e suono interno, non lo si può toccare, non lo si vede, per cui diventa difficilissimo
dover lavorare con qualcosa che non ha la materialità, non so, di un altro strumento, il pianoforte, il violino, eccetera. Oggi come oggi si consiglia ai cantanti di incominciare con delle piccole parti. Lei però all'inizio della sua carriera si è sempre rifiutato di interpretare piccole parti. Ma io non so, io personalmente ho sempre preferito i ruoli importanti perché? Perché il mondo e la vita artistica è piena di queste sfide, sono sfide che uno si deve porre a se stesso. Dico, allora quando è che mi devo misurare? Dopo 20 anni di fare i piccoli ruoli? Se vuoi continuare a fare quel tipo di ruoli siamo d'accordo, ma se uno ha in testa di fare altro repertorio, ruoli più importanti, dal Duca, non so, all'Edgardo, tutta una serie Deve di personaggi. aspettare magari però cimentarsi in questi ruoli. C'è No. anche il pericolo che si fossilizzino lì forse. No, aspettare per debuttare in quel ruolo, sì, Sì, ma non sì. aspettare facendo altri No. ruoli per poi arrivare a quelli. C'è il pericolo di rimanere sempre in quei ruoli, sa? Vieni etichettato e rimani lì. Questo è il pericolo. Perché afferma spesso che con i direttori d'orchestra ha sempre nutrito rispetto ma anche diffidenza? Perché se uno è un artista con una personalità, con un carattere, con una sensibilità, non si può a un certo momento subirne le sensibilità, le imposizioni artistiche di altre persone senza che sparisca la spontaneità, la vera natura di ogni artista. Cioè dovrebbe esserci il periodo di prova che c'era una volta quando
quando le opere si concertavano con un periodo importante prima delle prime recite, e allora c'era questa collaborazione che il maestro ti spiegava delle cose e poi uno le assimilava a modo suo, sempre personalmente. E io stimo che le personalità dei cantanti affermati, naturalmente, non un principiante, deve essere rispettata anche dai maestri e direttori d'orchestra. Io all'inizio cantavo il mio repertorio, ma cantavo un po' tutto del mio repertorio. Poi invece mi sono reso conto che il pubblico apprezzava di più certe cose e le altre meno, non li apprezzava per nulla. Allora, da due punti di vista, sia per dare soddisfazione al pubblico, che sia per diventare più famoso, uno fa quello che il pubblico ti chiede di fare, sempre che tu riconosca che veramente quel repertorio ti fa e ti va. Come vorrebbe essere ricordato dalle future generazioni? Non è una cosa che mi preoccupa. Non la preoccupa? No, no. Io delle volte sono anche un po' cinico, perché io dico, quando io non ci sarò più, non mi importerà nulla quello che accadrà al mondo, quello che penserà la gente di me, non mi preoccupa affatto. Però sì, c'è una cosa che un po' ci penso, cioè le nuove generazioni dei cantanti hanno bisogno di conoscere quello che è successo prima, perché poi è un tramandarsi, no, delle cose. Se io non lascio un'impronta, si perde un po' la continuità, no? Quell'anello che con l'altro anello e con l'altro anello formano quella catena che va avanti per sempre. Per cui penso che in questo momento, perché quando sarò morto non ci penserò più, sì che mi interessa che ci sia questa documentazione che c'è, soprattutto dei dischi pirati, perché lì c'è la verità. In un disco commerciale c'è un po' meno verità, ma in un disco preso dal live penso che ci sia una grande verità e che lì possano le nuove generazioni di studenti di canto possano trovare una base di documentazione. Questo è importante. E adesso, per finire, cosa la lega a Firenze? Ma tante cose. Prima di tutto Firenze è Firenze, insomma, è inutile che io stia a spiegare che cosa è Firenze. Come un albero fiorito. Come un albero fiorito e tante altre cose, proprio la culla dell'arte, insomma, è inutile fare questo panegirico perché l'hanno fatto persone più documentate. Ma c'è poi questo legame mio col teatro, le opere che ho fatto qui, che ho debuttato qui, amici, ne ho grandi amici a Firenze, mia figlia che si è sposata a Firenze, la nipotina che è nata qui, per cui Firenze, fra tutta l'Italia, forse è la mia città preferita, da questo punto di vista, senza dubbi. Gliel'ho detto, Firenze come un albero fiorito, certo, e adesso l'aspettiamo a Milano per dei masterclass. Ah, bene, bene. Grazie. Sarà un piacere. Grazie a lei. Grazie. La donna è mobile, qual film al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto e in riso e menzognero. La donna è mobile, qual film al vento, muta d'accento pensiero e di pensiero e di pensiero
In lutto per la scomparsa di Alfredo Kraus, il grande tenore spagnolo, uno dei più importanti di questo secolo, è morto a Madrid all'età di 72 anni. I capolavori di Giuseppe Verdi facevano parte del suo repertorio privilegiato. Alfredo Kraus era considerato uno dei migliori tenori di questo secolo. Una voce calda, morbida, una presenza scenica disinvolta, uno stile elegante. Nato a Las Palmas nelle Isole Canarie, Alfredo Kraus era di origini austriache. Una carriera straordinaria la sua, al fianco di tutti i più celebri protagonisti del bel canto. 2 anni fa il crollo. La morte della moglie Rosa, che gli ha dato 4 figli, lo fa cadere in uno stato di grave depressione. Poi la lotta contro un tumore. Si era esibito per l'ultima volta il 5 gennaio scorso nella sua Madrid.